Buongiorno, ben ritrovati, siamo in diretta come sempre, oggi davvero tanta la cronaca all'ordine del giorno, ci collegheremo fra pochissimo con Padova dove ieri c'è stato un omicidio e questa mattina la svolta, ne parleremo con i nostri colleghi della redazione di Padova, poi andremo a Treviso perché c'è stato l'interrogatorio di garanzia dei 4 indagati per l'omicidio di Margherita Ceschin, la 72enne di Conegliano, uccisa meno di un mese fa. L'operazione dei carabinieri sentiremo, sappiamo insomma che si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, poi ci racconterà tutto il nostro Christian Arboit che fra l'altro fra qualche minuto dovrebbe essere proprio in procura per i particolari di questo grave fatto di sangue. E poi parleremo di un'operazione della Guardia di Finanza di Treviso per quanto riguarda il reddito di cittadinanza, 70 le persone trovate insomma, che hanno percepito indebitamente il reddito di cittadinanza, poi ne parleremo e parleremo anche di una donna di 78 anni che è morta ieri alle 10:25 ed è il secondo caso di suicidio assistito. Si tratta di una donna trevigiana che ha scelto di porre fine alle proprie sofferenze tramite l'aiuto alla morte volontaria reso legale e determinate condizioni dalla sentenza della Corte Costituzionale 242 del 2019 sul caso Cappato Antoniani. Lo rende nota l'associazione Luca Coscioni. Gloria ovviamente è un nome che è stato inventato per garantire la privacy della signora. È la prima persona del nostro paese ad aver ottenuto la consegna del farmaco e di quanto necessario da parte dell'azienda sanitaria. Ovviamente parleremo di questo anche nel corso dei nostri telegiornali a partire dalle 18:30 del Veneto e poi alle 19:30 sul nostro telegiornale di Treviso. Ovviamente da parte dell'azienda sanitaria insomma il massimo riservo proprio per garantire la privacy della signora e la vicinanza dell'ULSS comunque alla famiglia della signora che ha fatto questa scelta, ricordiamo una malata oncologica. Ora non so se si è collegato con noi, se è bridata con noi la nostra Valentina Visentin da Padova, vi ricordo per l'omicidio non è ancora collegata, quindi intanto parlavamo della Guardia di Finanza, un'operazione sul reddito di cittadinanza, percepiva dunque il reddito di cittadinanza senza averne diritto. L'operazione è condotta dalla Finanza di Treviso con l'INPS, il nucleo speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie del corpo, ha portato alla denuncia di 70 persone che dovranno restituire un totale di 440.000 euro. I fatti sono stati scoperti a seguito di controlli effettuati su tutto il territorio della nostra provincia sulla veridicità dei dati contenuti nelle autodichiarazioni di chi aveva chiesto e ottenuto il reddito di cittadinanza. Per alcuni casi riguardanti cittadini stranieri la causa della legittima fruizione del beneficio è dovuta al mancato requisito della residenza da almeno 10 anni nel territorio nazionale e in altri casi si è rilevato che i beneficiari hanno omesso di indicare nella dichiarazione dei redditi le vincite conseguite attraverso il gioco online, fornendo quindi informazioni false sulla propria posizione reddituale. Significativo è il caso di una 60enne di Sarmede che omettendo di dichiarare disponibilità economiche derivanti da vincite al gioco per oltre 255.000 euro ha percepito indebitamente somme per 18.500 euro, somme per queste 70 persone che sono state individuate dalla Guardia di Finanza che dovranno ovviamente restituire. Questa dunque è la notizia di cronaca. Noi siamo sempre in attesa di poterci collegare con Padova. Eccola qui, la vedo già, la nostra Valentina Visentin. Ricordiamo l'omicidio di ieri. Valentina, oggi c'è una svolta importante. Valentina, buongiorno.
Sì, buongiorno Daniela. Le prime luci dell'alba sono stati sottoposti a fermo di indiziati di delitto 2 cittadini albanesi. Sono i presunti autori dell'omicidio di Albert Deda, il 24enne albanese che vedete alle mie spalle è stato ucciso qui in questo condominio di via Dorighello nel quartiere Forcellini di Padova. Un pomeriggio di sangue, quello che si è consumato in questo tranquillo condominio. Le tracce sono ancora ben visibili e sono ancora in corso i rilievi dei carabinieri. Dicevamo 2 le persone che vivono al quarto piano in un appartamento al quarto piano che ieri hanno tentato la fuga dopo questo accoltellamento, perché oltre alla persona deceduta, che è un ragazzo di 24 anni, Albert Deda, che viveva anche lui in questo condominio ma in un altro alloggio, ci sono altri 2 ragazzi albanesi di 26 e 28 anni che sono feriti in ospedale a Padova. I 2 fuggitivi sono stati fermati ieri sera nella tarda notte dalla polizia stradale di Gorizia all'altezza dello svincolo di Villesse. 20 chilometri ancora avrebbero raggiunto il confine, diretti molto probabilmente in Albania a bordo della loro Clio rossa che avevano usato per la fuga subito dopo l'accoltellamento. Si tratta di 2 persone di 19 e 24 anni, avevano già cambiato i loro indumenti che erano sporchi di sangue e si stavano appunto dirigendo verso il confine. Le ricerche erano partite nell'immediatezza dei fatti di sangue avvenuti ieri pomeriggio alle 14:30, ma ricostruiamo nel dettaglio quanto è avvenuto qui a Padova nel servizio e poi ulteriori dettagli di questa vicenda. Sangue dappertutto, le urla, una scena dell'orrore, quella che si è parata davanti ad alcuni residenti dei condomini tra via Dorighello e via Cordenons nel quartiere Forcellini di Padova. A terra, nell'androne del palazzo, i corpi di 3 persone. Un agonizzante blocca con il piede la porta del condominio, l'addome squarciato dalle coltellate. 2 urlano per il dolore e chiedono aiuto, anche loro hanno ferite d'arma da taglio. Sono 3 giovani albanesi, il più grave, 24 anni, muore mentre arrivano i soccorsi, altri 2 di 26 e 28 anni vengono portati in ospedale. Ma ci sono anche altri 2 giovani uomini feriti, sono 2 albanesi che vivono in un appartamento al quarto piano e che i testimoni hanno visto litigare con i 3. Quando arrivano i carabinieri però non si trovano, una vicina dice di averli visti salire le scale verso il loro alloggio, si sentono anche rumori sospetti, i militari intervengono con le squadre antiterrorismo e sfondano la porta. Un boato squarcia il silenzio del caldo pomeriggio estivo, l'abitazione è vuota. I 2 giovani, anche loro albanesi, sono in fuga a bordo di una Clio rossa. Confermarlo un'altra testimone accorsa sul balcone dopo aver sentito le urla. Dice di aver visto i 2 ragazzi con le maglie sporche di sangue salire a bordo dell'auto e fuggire. Ho visto 2 ragazzi seduti per terra che così. Pieni di sangue. Col sangue e basta, non ho visto altro perché io sono andata via subito, perché sono uscita dal mio cancello, perché abito di là. Ok. E ho preso la macchina, c'era un ragazzo che ha chiamato l'ambulanza che non conosco. Per tutto il pomeriggio fino a tarda serata i carabinieri e il pubblico ministero Roberto Piccione insieme alla scientifica sono rimasti a repertare tracce. Si cerca anche l'arma o le armi e si cerca di capire che cosa abbia innescato la lite finita nel sangue, forse un regolamento di conti. I 2 ragazzi in fuga, uno studente e un muratore, sono persone tranquille, dicono i vicini, nessun problema, ma ieri mentre scappavano sembravano terrorizzati. La svolta a tarda notte con il loro arresto, fermati verso il confine in provincia di Gorizia dalla polizia stradale di Palmanova. Sulle loro mani ancora qualche taglio, qualche scorazione, il segno della violenza di ieri. Dicevamo indumenti nuovi, alcuni anche con il cartellino ancora attaccato, segno che durante la fuga si erano anche fermati per comprare vestiti nuovi e lasciare quelli sporchi di sangue. Ancora sconosciuti i motivi che hanno portato a questa lite degenerata nel sangue, tanti i punti ancora da chiarire, l'arma del delitto si cerca ancora. I rilievi ieri sono durati fino a tarda serata qui in questo condominio e in tutto il circondario del condominio e del quartiere. E, dicevamo, le indagini sono coordinate dal pubblico ministero Roberto Piccione e dai carabinieri del nucleo investigativo che ieri, acquisendo numerosi materiali e reperti, poi sono riusciti a identificare i 2 fuggitivi e a diramare subito le ricerche che si sono concluse nella notte, appunto dicevamo a 20 km
metri dal confine italiano e quindi ancora pochi chilometri e i due sarebbero riusciti a scappare all'estero. Ulteriori dettagli ovviamente ci saranno nel corso della giornata e noi vi terremo aggiornati. Da Padova è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie davvero a Valentina Visintin, grazie per questo racconto. Ricordo appunto l'omicidio di ieri nel Padovano e ieri sempre a Mogliano invece c'è stato un inseguimento a folle velocità fra le vie di Mogliano Veneto, poi all'alba uno schianto tra l'auto della polizia che stava inseguendo questo 45enne e appunto l'auto di questa persona che non si era fermata all'alba. Uno schianto, ci diceva una vicina che davvero sembrava aver sentito una bomba, ci dice ai nostri microfoni. Sentiamo il racconto di quello che è accaduto ieri all'alba. Pensavo fosse scoppiata una bomba. Io credevo fosse scoppiata una bomba in casa perché è un boato incredibile. L'impatto violentissimo tra l'auto della polizia e l'utilitaria in fuga che è finita contro questa siepe. Sono stati attimi concitati. Gli agenti sono usciti dall'auto semidistrutta e assieme ai colleghi giunti sul posto sono riusciti, non con poche difficoltà, a bloccare il pregiudicato in auto. Tutto è iniziato a Mestre, quando l'auto non si è fermata all'alte della polizia. Ne è nato un inseguimento a folle velocità fino nel Trevigiano, dove prima dello schianto la macchina ha continuato la fuga fra le vie di Mogliano. Devo sentire sirene per un quarto d'ora che correva avanti e indietro. E dopo si è fermato qua davanti, sono venuta fuori e era i carabinieri con la polizia. L'utilitaria correva sul marciapiede, ci racconta questo cittadino. E correva sul marciapiede qua, sulla macchina? La macchina rossa correva sul marciapiede, sulla pista ciclabile, anche probabilmente se c'era qualcuno succedeva qualcosa anche. Sul posto a supporto anche i carabinieri. L'automobilista, un 45enne italiano pregiudicato, non ha avuto scampo dopo l'impatto. È stato arrestato. Ho visto quest'auto incastrata dentro al fosso e con gli agenti che stavano già cercando di estrarre il conducente. E al momento io ho pensato fosse un incidente, proprio che lo stessero cercando di salvare, invece cercavano di bloccarlo perché probabilmente cercava di scappare. 4 poliziotti sono rimasti feriti leggermente, sono stati portati negli ospedali di Treviso e Mestre per essere medicati. L'auto della polizia, ci racconta, era distrutta. Distrutta l'auto, centrostrada distrutta, e invece una macchina rossa, un'utilitaria rossa qui dentro al fosso, non aveva grandi danni. All'interno della macchina del 45enne sono stati trovati arnesi da scasso, soldi e droga. Ed una notizia che arriva dal veneziano: c'è stato un incidente nella notte a Concordia Sagittaria, uno scontro frontale tra 2 auto, 7 persone sono rimaste ferite. Al bilancio appunto di questo incidente i vigili del fuoco sono accorsi da Portogruaro, hanno messo in sicurezza i 2 veicoli, uno dei quali è finito sopra il guardrail e a rischio rovesciamento nel fiume di Lemene. I soccorsi hanno soccorso i passeggeri. I sanitari del Sume 118 giunti sul posto davvero con più ambulanze hanno preso in cura gli occupanti, uno dei quali è stato trasportato all'ospedale in gravi condizioni. Io lo vedo già collegato con noi, quindi ci colleghiamo subito con l'avvocato Fabio Crea, legale dei 2 domenicani. Parliamo dell'omicidio di Margherita Ceschin, la 72enne uccisa a Conegliano meno di un mese fa. Vi ricordo 4 persone sono state fermate. Adesso abbiamo problemi, abbiamo visto, eccolo qui, lo vediamo, l'avvocato Fabio Crea. Intanto buongiorno avvocato, grazie per essersi collegato con noi. Buongiorno a tutti. Avvocato, dunque oggi abbiamo saputo, dobbiamo ancora collegarci con il nostro Cristian Arboi che si trova fra l'altro in procura. Oggi si sono avvalsi della facoltà di non rispondere sia i suoi assistiti, che sono i due domenicani, sia Lorenzone, la compagna, che sarebbero insomma considerati, diciamo, i mandanti di questo delitto. Sì, lo avevamo anticipato ieri, sia io sia la collega che difende gli altri 2 indagati, che i nostri assistiti si sarebbero certamente avvalsi della facoltà di non rispondere. Questo soprattutto su nostra
anche sul nostro consiglio, perché non c'è stato in alcun modo stata data per i tempi, per le cadenze temporali di un'udienza di convalida, ma ci è stato reso impossibile accedere agli atti del fascicolo, trattandosi evidentemente di un fatto di estrema gravità con il coinvolgimento di numerosi soggetti e tenuto conto appunto della delicata fase delle eventuali dichiarazioni degli indagati. Abbiamo ritenuto, assolvendo a quello che è il nostro compito tecnico, soprattutto di consulenti, prima ancora che di difensori, abbiamo ritenuto che non fosse opportuno che ci fosse qualsiasi tipo di dichiarazione. Questo, devo dire, è stato in maniera assolutamente consapevole condiviso da parte degli indagati, e quindi si è arrivato a quello che era l'annuncio che avevamo dato ieri, o meglio che avevamo preannunciato, che si sarebbero avvalsi della facoltà di non rispondere. Ecco, avvocato, non sappiamo ancora, ma c'è stata la convalida del fermo, che lei sappia? L'ordinanza ancora non è arrivata, né per quanto riguarda la convalida del fermo, né per quanto riguarda l'applicazione dell'eventuale l'eventuale applicazione di misura cautelare. Ci siamo fermamente opposti innanzitutto alla convalida del fermo, perché riteniamo che il presupposto per il fermo stesso, da un punto di vista giuridico e procedimentale, è il pericolo di fuga. Pericolo di fuga che riteniamo essere insussistente per i profili soggettivi, per il comportamento tenuto dagli indagati, che sono rimasti a oltre un mese dal delitto nelle loro dimore. Addirittura uno dei miei assistiti, che si assume da parte della procura essere andato in Spagna, è rientrato in Italia, quindi si tratta di comportamenti assolutamente contraddittori con quella che è l'ipotesi del pericolo di fuga. Peraltro sono tutti radicati in Italia, con famiglie, con figli, parlo quantomeno dei miei assistiti, per cui ritengo che gli elementi di fatto comportamentali siano totalmente distonici rispetto a quello che è il pericolo di fuga. Ci siamo opposti ovviamente anche all'applicazione di misura cautelare, ritenendo che allo Stato gli indizi non siano sufficienti. Ecco, avvocato, se aspetta con noi, guardiamo un attimo che cos'è accaduto durante questo interrogatorio, quest'udienza preliminare, vediamo un attimo il nostro Cristian Arboita, eccolo qua, lo vediamo fuori dal tribunale, sentiamo com'è andata, che cosa ci racconta, così lo possiamo commentare insieme. Sì, buongiorno dall'esterno del Tribunale di Treviso con Nicoletta Rizzetto, che sta curando la parte tecnica. Fra pochi minuti si terrà una conferenza stampa del capo procuratore Marco Martani, che darà ulteriori dettagli sul caso Ceschin, questa donna trovata morta il 24 giugno scorso all'interno della sua abitazione a Conegliano. Un fatto che vi stiamo raccontando da giorni e per il quale ci sono 4 persone in carcere tra Treviso e Venezia, tra questi anche il marito, l'ex marito Enzo Lorenzon, che questa mattina nel corso dell'interrogatorio di garanzia si è avvalso della facoltà di non rispondere, così come si sono avvalsi della facoltà di non rispondere anche gli altri 2 soggetti in carcere a Treviso, entrambi dominicani, e come si avvarrà della facoltà di non rispondere anche la compagna ed ex collaboratrice domestica di Lorenzon, che si trova per l'appunto al carcere della Giudecca, sezione femminile. Un mosaico che si sta componendo in questi giorni, in questi minuti. Ci sono delle persone attualmente ricercate che avrebbero avuto un ruolo decisivo in questo delitto: 2 esecutori materiali e una intermediaria, un'altra donna intermediaria. Sono stati identificati, quindi da parte del capo procuratore potrebbero esserci aggiornamenti anche da questo punto di vista. Parliamo di uno dei delitti più efferati, se il quadro indiziario sarà in qualche modo confermato, uno dei delitti più efferati della storia recente della Marca trevigiana. Ma io direi di farvi sentire l'avvocata Martina Pinciroli, legale di Enzo Lorenzon, che abbiamo intervistato poco fa all'esterno del carcere di Santabona. Io per il momento vi saluto e vi do appuntamento più tardi con gli aggiornamenti dalla Procura.
Dunque non so se abbiamo l'intervista all'avvocato, altrimenti la mandiamo in onda magari nei prossimi minuti. Intanto avvocato Crea, ha sentito il nostro Christian Arboit, insomma più o meno quello che stava dicendo anche lei, si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, poi sentiremo che cosa deciderà il giudice e che cosa si aspetta. Dopo insomma quello che ha sentito. Fra l'altro il procuratore proprio in questi momenti, in questi minuti sta parlando un po' per chiarire quella che è questa vicenda, insomma, che davvero ha comunque lasciato un segno nel territorio. Ma mi aspetto che il giudice decida conoscendo gli atti, ovviamente, perché lui li ha a disposizione. Io anche ieri mi sono così permesso di criticare non certamente questioni relative alla disponibilità degli atti, perché come dicevo prima siamo in presenza di un'udienza, quella di convalida, che prevede dei termini abbastanza ristretti. Forse per certi aspetti, parlando ovviamente in maniera generale e non del caso concreto, forse questa garanzia difensiva che viene prevista dal codice, cioè quello di mettere a disposizione del giudice il soggetto arrestato piuttosto che il soggetto fermato nel più breve tempo possibile, e infatti è previsto la convalida entro 48 ore, in maniera tale che anche la persona fermata o arrestata si possa difendere, cozza a volte in situazioni come quella odierna, in cui il fascicolo è colposo e in cui i reati contestati sono gravi. Forse questa garanzia difensiva è un po' forse odora di un po' di ipocrisia. Io non mi aspetto che il giudice, mi aspetto che il giudice sicuramente non convalidi il fermo, perché mi sembra, come ho detto prima, totalmente mancante dei presupposti di legge. Può comunque, anche non convalidando il fermo, applicare la misura cautelare. Ritengo che gli elementi che avevamo così fugacemente letto nel verbale di fermo, in presenza di un clamore importante che certamente ha generato questa situazione e sicuramente la presenza di indizi importanti, io credo che il giudice, anche insomma, per l'esperienza, per il po' di esperienza che ho, deciderà per una misura cautelare. Avvocato, prima poi di chiederle un'altra informazione su un altro omicidio avvenuto proprio a Conegliano, abbastanza simile, ci raccontava anche lei. Volevo chiederle, i due domenicani rimarranno tutti e due in carcere a Treviso? C'era stato insomma qualche voce che diceva che probabilmente uno dei due veniva portato in un altro carcere. Le risulta? Ma queste sono determinazioni della Procura di Treviso. Credo che deciderà in questo senso, è stato in un certo senso anche anticipato, ma soprattutto in considerazione del fatto che allo Stato i 3 indagati in carcere a Treviso sono sottoposti ad una misura che è quella del divieto d'incontro, quindi credo che un eventuale trasferimento possa essere determinato da una difficoltà logistica da parte della casa circondariale, quindi è presumibile, rimanendo il divieto d'incontro, che qualcuno venga trasferito in altro istituto penitenziario, sempre che venga applicata a tutti la misura della custodia cautelare in carcere. Ecco, avvocato, prima di chiudere questo collegamento parlavamo di un omicidio del 2011, sempre a Conegliano. Sì, un omicidio che anche lì mi ha visto protagonista, ho difeso quello che era accusato ed è in via definitiva ormai l'esecutore materiale dell'omicidio. Era un caso abbastanza simile dove a parti invertite la ex moglie del signor Eliseo David era stata accusata e poi condannata in via definitiva per essere la mandante dell'omicidio del marito, anche lì per questioni di natura economica. Quindi una coincidenza abbastanza curiosa, soprattutto perché all'interno dello stesso circondario del comune di Conegliano era avvenuto, se ricordo bene, a Pare di Conegliano. Avvocato, un'ultima domanda, i prossimi passi adesso, una volta insomma lette tutta la documentazione e dopo aver sentito anche cosa dirà il procuratore, come vi muoverete?
No, guardi, anche prima di leggere tutti gli atti, è mia intenzione, diversamente da come uso fare normalmente, se dovesse essere applicata la misura, qualsiasi misura cautelare, provvederò immediatamente a depositare istanza al Tribunale del riesame, perché ritengo di avere la necessità di sottoporre al vaglio del giudice del riesame di Venezia, il Tribunale collegiale del riesame, tutta la documentazione che ovviamente abbiamo interesse anche noi ad acquisire nei termini più brevi. Quindi è qualcosa che farò nell'immediatezza. Avvocato, io la ringrazio davvero. Grazie per essere stato con noi. Grazie, buon lavoro. Noi ora... Grazie. Prima di chiudere questa pagina dedicata a questo omicidio efferrato del trevigiano, sentiamo invece, l'avevamo annunciato prima, le parole dell'avvocato Martina Pinciroli, che è il legale che assiste Enzo Lorenzone, il mandante, e la compagna dell'80enne. Dunque sentiamo le sue parole proprio prese dal nostro Christian Arboit, raccolte dal nostro Christian Arboit proprio fuori dal carcere di Treviso. Allora, avvocato, com'è andata? Cosa è successo? Ma si è avvalso, come anticipato, della facoltà di non rispondere. Ora avremo accesso agli atti del fascicolo e quindi capiremo se ci sarà la necessità di fornire dei chiarimenti. Non ha detto proprio nient'altro? No, non ha proprio detto nient'altro, però ecco, insomma, abbiamo rappresentato le condizioni di salute e chiesto sostanzialmente di l'applicazione di una misura come gli arresti domiciliari in una struttura di cura proprio per le sue precarie condizioni di salute. Ora dovremmo cercare di reperire una struttura del territorio che sia idonea per ospitarlo. Si è sentito male anche stamattina? Ha ribadito allora, di togliersi la vita? L'ha ribadita, e sì, l'ha ribadita anche oggi. Per quanto rientri in questa situazione sua di poca consapevolezza rispetto a quello che sta succedendo, insomma. Quindi lui ha ribadito: voglio uccidermi. Sì, lui l'ha ribadito, ha detto: io la faccio finita, sostanzialmente, io qua non ce la faccio più, questa storia mi sta ammazzando, insomma. E ha rivolto un pensiero alla sua compagna? Oggi, come ieri, è molto preoccupato per le condizioni della signora anche. Sì. Ha sentito le figlie, per caso, che lei sappia? No, le figlie non vogliono avere a che fare col padre in questo momento. E così, com'erano i rapporti? L'avvocato. I rapporti, a me risultava che ci fossero delle frequentazioni, per quanto non intensissime, per cui che ci fossero, un po' rade, ma insomma che ci fossero. Il collega delle figlie invece mi dice che rapporti ce n'erano molto pochi e tesi, per cui insomma altro non so dirvi, devo scappare dalla donna. Si è avvalso, mi dica lei. Sì, si è avvalso, sì. Si è avvalso con riserva di valutare se sottoporsi ad interrogatorio in un secondo momento. E si avvarrà della facoltà di non rispondere anche l'altra sua assistente? Anche la donna, sì. Vi saluto, grazie. Ovviamente poi torneremo a parlare di questo delitto, dell'interrogatorio di garanzia, sentiremo anche quello che dirà il procuratore capo di Treviso, il procuratore Martani. Ora però noi ci spostiamo a Venezia, nel veneziano, dove per noi, la vedo già, la nostra Ilaria Marchiori, perché insomma c'è stato un caso di meningite. Ilaria, buongiorno. Buongiorno Daniela, buongiorno ai nostri telespettatori. Ci troviamo nella sede mestrina dell'Ulstre Serenissima proprio perché c'è stato questo caso di meningite fulminante che ha colpito una turista polacca di 27 anni che era venuta in vacanza con alcuni amici e alloggiava in un hotel di Mestre. È stata ricoverata nell'ospedale di Dolo, ma purtroppo le sue condizioni si sono aggravate in maniera molto veloce e quindi non ce l'ha fatta. Naturalmente sono iniziate tutte le procedure che si mettono in campo in questi casi. L'ha fatto l'Ulstre Serenissima. Qui insieme a noi c'è il dottor Vittorio Selle del Dipartimento di Igiene e Sanità e Prevenzione dell'azienda sanitaria. Allora, dottor Selle, come vi siete mossi? Sì, buongiorno a tutti intanto.
Il protocollo è abbastanza definito e condiviso dai colleghi, insomma, sia a livello ministeriale che regionale, per cui di fatto in questo caso il medico è reperibile, insomma, che viene allertato, ha l'obiettivo di ricostruire tutti i contatti del caso, quindi la parte clinica viene gestita presso l'ospedale, poi nel caso specifico all'Angelo, perché la microbiologia di riferimento è all'Angelo, dove viene fatta la tipizzazione e si cerca di capire lo specifico, che tipo di germe è, qual è, perché anche la meningite può avere più origini batteriche o virali. Il medico che è incaricato dell'indagine epidemiologica a questo punto ricerca i contatti e qui diciamo la diversità del caso è che non trattandosi di una persona locale o di qualcuno stanziale nel veneziano o comunque all'interno della Austria, ma di una persona arrivata dalla Polonia, tutta la ricerca diventa molto più complessa. Tra l'altro era da sola, quindi non c'era neanche qualcuno che poteva raccontarci, è stata male, quindi non era in grado di rispondere, poi è mancata purtroppo, quindi la ricostruzione è un'indagine a tutti gli effetti. Siamo riusciti a risalire all'albergo dove era arrivata, stiamo ricostruendo con l'aiuto della polizia, perché c'è bisogno appunto di questi organi che sono più abili di noi, hanno accesso a fonti dati e hanno capacità, insomma, di intelligence che noi non abbiamo, per ricostruire i contatti. Quindi abbiamo recuperato un paio di persone che hanno avuto a che fare con questa ragazza in albergo e queste persone vengono profilassate con l'antibiotico. Stessa cosa ad alcune persone che in pronto soccorso poi all'ospedale dell'Angelo erano vicine, perché era comunque una stanza dedicata, perché era già sintomatica, ma c'erano alcuni altri presenti, e nella giornata di oggi ci manca solo uno, perché non è facile neanche reperirli, abbiamo già provveduto a profilassarli. In questi giorni poi seguirà la chiamata attiva per la vaccinazione di questi contatti, perché l'obiettivo appunto è, soprattutto nelle prime 24-48 ore, verificare che non ci siano casi secondari o coprimari e bonificare tutte queste persone che sono a contatto, perché potrebbero essere loro quelle che l'hanno trasmessa. Ecco, nello specifico il lavoro che stiamo ancora conducendo in queste ore è quello di verifica dei momenti precedenti all'arrivo all'albergo, perché ad esempio dai movimenti aerei non ci risulta sia arrivata attraverso l'aereo, quindi è arrivata con altri mezzi, e quindi stiamo attendendo un po', insomma, quello che anche la polizia riuscirà a ricostruire, perché non è semplice neanche per loro, insomma, sono attività di intelligence complesse, insomma, ecco. Certo, dottore, parliamo di del ceppo più aggressivo, questo, se mi corregga eventualmente se sbaglio. Cioè, diciamo, quando c'è una meningite può avere diversi decorsi. Il decorso non è per forza legato alla tipologia, se è virale, se è batterica, eccetera. Ecco. Sono meningiti che decorrono in maniera sintomatica, ma che si riesce a curare, e casi che sono estremamente rapidi, fulminanti, come questo, che è una Neisseria meningitidis. Adesso stiamo attendendo la tipizzazione per sapere quale è delle diverse Neisserie, in buona sostanza. E purtroppo ci sono casi come questi che decorrono in maniera veramente, veramente rapida, insomma, come si può vedere, si chiamano fulminanti, ecco. Ringraziamo il dottor Selle, qui da Mestre è tutto, restituisco la linea allo studio. Noi andiamo in pubblicità, poi apriremo la pagina del maltempo, perché non solo c'è ancora la conta dei danni per la tempesta che si è abbattuta nel Veneto mercoledì scorso, ma non solo, anche giovedì in altre parti del Veneto, ma è tornata l'allerta meteo anche per i prossimi giorni, per oggi e per domani. Dunque ci collegheremo proprio con il generale Iannicelli per fare un po' il punto della situazione. Dunque pubblicità e poi parleremo del maltempo.
Siamo tornati nuovamente in studio, in diretta. Come vi annunciavo, parliamo ora di maltempo. L'abbiamo sentito anche ieri, dalla Protezione Civile c'è una nuova allerta maltempo, ma intanto purtroppo c'è la conta dei danni della tempesta che è avvenuta qualche giorno fa e che ha davvero messo in ginocchio paesi interi, comuni, cittadini, imprese, ma anche agricoltori. Sono a lavoro anche i cittadini. Andiamo proprio a Villanova di Camposampiero, nel Padovano, dove appunto sabato pomeriggio si è battuta una tromba d'aria, danni che nei vicini comuni di Vigonza e Campodarsego sono stati davvero ingenti. Quindi ci colleghiamo adesso con la nostra Chiara Gaiani e Simone Merlo, che sono proprio a Villanova di Camposampiero. Chiara, buongiorno. Buongiorno, siamo a Villanova di Camposampiero con il sindaco che ringraziamo, Sara Gaiani. Sabato pomeriggio qui si è scatenato davvero un momento che tutti non ricordano, un momento di grandine, soprattutto forte vento. In questa zona si è scatenata una piccola tromba d'aria e qui siamo in via Cimitero. Le altre vie interessate sono tutte alle mie spalle, parliamo di via Cognaro, di via Cornara. Sindaco, siete intervenuti immediatamente qui con la Protezione Civile. Che scenario vi siete trovati davanti? Grazie, intanto buongiorno. Ci siamo trovati uno scenario che non ci aspettavamo, sinceramente. Dopo gli eventi dei 2 giorni prima pensavamo che fosse una semplice burrasca, invece abbiamo dovuto, e ringraziamo anzi la Protezione Civile che è immediatamente intervenuta. Abbiamo avuto un supporto da loro e da decine di volontari che ci hanno consentito di sgomberare l'area, perché purtroppo oltre ai tetti divelti di diversi garage, attrezzi, ricovero attrezzi, c'erano, come vedete anche alle nostre spalle, appunto dei vigneti che hanno subito dei danni gravissimi, ma soprattutto la viabilità stradale era in gravi condizioni perché decine di alberi si sono abbattute e questo ha comportato disagi alla viabilità, e per fortuna la Protezione Civile con il suo intervento veramente degno di nota e i volontari che si sono adoperati subito siamo riusciti a ripristinare la viabilità. Adesso resta la conta dei danni, che anche questa mattina appunto ha portato diversi cittadini a rivolgersi al comune per capire se ci siano anche incentivi o qualche possibilità per poter ripristinare le loro proprietà che sono state appunto danneggiate. Ecco, perché purtroppo tanti cittadini in quest'area non hanno l'assicurazione. Abbiamo raccolto anche una testimonianza, poi verremo a sentire nei prossimi telegiornali, di persone che hanno gravi danni ma sono senza assicurazione. Purtroppo sì, hanno sentito appunto anche alcuni magari flash del telegiornale che ci sono delle possibilità grazie allo stato di calamità. Ci stiamo adoperando in tal senso e quindi cerchiamo in breve tempo di dare risposta anche a questa esigenza. Ecco, c'è stato un altro grosso problema a Villanova e per questo siamo proprio qui oggi, perché per varie ore tutta quest'area è stata senza energia elettrica, un problema che già si era presentato durante l'altro violento temporale di mercoledì. Sì, purtroppo un problema grave anche per quanto riguarda i rischi della salute per alcune persone, ma soprattutto i disagi che ha causato, perché nel appunto temporale di mercoledì la zona di via Puccini è rimasta senza energia elettrica più o meno dalle ore 21 alle ore 7 della mattina seguente, e lo stesso è accaduto appunto sabato, rimanendo senza energia dalle 14 a più o meno le 23. Parte anche di Murelle Vecchie è stata interessata da questa mancanza di energia elettrica e appunto diverse ore senza poter avere l'alimentazione è un disagio veramente grande ai nostri giorni ormai. Ecco, voi siete in contatto con l'Enel, sindaco? Allora, abbiamo avuto un contatto con l'ingegnere appunto di zona dell'Enel che ci ha assicurato che verranno a fare dei sopralluoghi per verificare come mai queste cabine elettriche sistematicamente hanno questo problema. Mi sento anche di ringraziare soprattutto per quello che riguarda la giornata di sabato la prefettura, che ci ha dato un grosso aiuto, in quanto appunto le linee erano completamente intasate, non riuscivamo a raggiungere né il 115, i vigili del fuoco, né appunto distribuzione, e ci siamo rivolti alla prefettura che ha dato massima collaborazione, e quindi grazie alla loro intervento siamo riusciti a raggiungere anche distribuzione che è intervenuta. Purtroppo i tempi sono stati lunghi, ma stiamo pressando affinché nel futuro riescano a sistemare queste cabine elettriche che danno veramente grande disagio.
Un'ultima domanda, Sindaco. So che ci sono dei cittadini più fragili per cui vi siete prodigati. Una signora, per esempio, che viene tenuta in vita da un ventilatore. La famiglia ha subito chiamato il Sindaco, che resta comunque il primo interfaccia per i cittadini, il primo appoggio per i cittadini. È un carico importante questo. Sì, possiamo contare appunto sulla fiducia di queste persone che subito ci hanno contattato, tra l'altro proprio nella zona più gravemente colpita, quindi mi ha chiamato la figlia che era ovviamente in grande stato di agitazione perché era stata colpita anche la loro abitazione, però era preoccupata per la mamma chiaramente, e anche per questo caso dobbiamo dare il nostro grande grazie alla Protezione Civile. Ho chiamato dopo 2 minuti il coordinatore e dopo 10 minuti era già qui a verificare appunto con il gruppo elettrogeno la possibilità di alimentare questo macchinario salvavita, e grazie a questo c'è stata la possibilità di non recarsi appunto al pronto soccorso e rimanere in casa tranquilli a gestire la situazione. Bene, allora ringraziamo davvero il Sindaco Saragajani. Penso sarà una lunga giornata per lei questa di incontri e di vertici. Ringrazio per la collaborazione tecnica Simone Merlo, e da Villanova di Campo San Piero restituisco la linea allo studio. Grazie davvero a Chiara Gaiani e Simone Merlo, grazie per questa diretta. E come vi dicevo, la Protezione Civile del Veneto ha emesso un nuovo avviso per instabilità meteorologica a partire da questo pomeriggio, con probabilità in aumento di rovesce temporali dalle zone montane e pedemontane, in successiva estensione dalla serata anche in alcune zone della pianura. Martedì, cioè domani, sono attese fasi di instabilità con rovesce temporali. Lo vedo sullo schermo il nostro generale Giancarlo Iannicelli. Buongiorno. Buongiorno a tutti, buongiorno. Insomma, generale, situazione difficile sul fronte maltempo. Abbiamo visto insomma la conta dei danni davvero ingenti un po' dappertutto, con grandinate che davvero non abbiamo mai visto. Che cosa ci dobbiamo aspettare con questo nuovo allerta meteo? Ma questa situazione, questa fase volge al termine, ma darà ancora qualche problema. D'altronde il calore è talmente forte, quindi l'energia è talmente forte, associata con un alto tasso di umidità, creano le condizioni di polvere da sparo, di gas che poi viene acceso da un impulso di aria instabile. Quello che succederà poi nelle prossime ore. Purtroppo, ripeto, queste temperature sono altissime e i fenomeni quindi sono altrettanto intensi. Cosa succederà? Si distinguerà adesso la situazione del caldo. È artefice e causa, diciamo, responsabile è questo anticiclone africano, che però si va sgonfiando, lascia le nostre zone, ci lascia il caldo però per adesso residuo, però non abbandona l'Italia, interesserà ancora l'Italia centro-meridionale. Da noi invece pian pianino arrivano degli impulsi di aria instabile, addirittura un sistema perturbato nelle prossime ore, e questo innescherà, come dicevo qui, innesterà un po' questo problema di temporali anche intensi. Naturalmente da questa sera, soprattutto giustamente come è il comunicato della Protezione Civile sui rilievi, e poi si espanderà in pianura. Domani avremo ancora instabilità, quindi possibilità ancora di qualche temporale, e penso che le temperature adesso sono un po' più attenuate, quindi saranno meno intensi di quelli dei giorni scorsi, e quindi poi passata questa ondata, diciamo domani poi si dovrebbe esaurire tutto. Tra domani e dopodomani mattina avremo una fase più umana, nel senso che le temperature si porteranno al di sotto dei 30 gradi, anche le minime diminuiranno e di conseguenza anche l'umidità. Quindi dobbiamo pazientare per le prossime circa 24 ore e poi avremo un cambiamento di marcia. Arriverà l'anticiclone delle Azzorre, e purtroppo questa situazione di cambiamento climatico è dovuto, il vero cambiamento degli ultimi anni è anche questo, che l'anticiclone delle Azzorre, una volta, vi ricordate, si diceva arriva l'anticiclone delle Azzorre, arriva l'estate, ci ha abbandonato, resta sull'Atlantico al nord e si è appropriato della nostra penisola l'anticiclone africano, che è molto più cattivo, ci porta aria calda, ma fino a portarci a livello di oltre 40 gradi di massima. Ricordo sempre, perché è bene ricordare per le persone che poi restano al sole, all'aria aperta, che le temperature che si danno per convenzione internazionale sono temperature prese in capannina, all'ombra. Le persone che devono sopportare poi il sole, per capirci in testa, ecco, le temperature reali sono sui 60 gradi, dai 50 ai 60 gradi, quindi capite voi.
Ecco Gina, tornando al maltempo che insomma dovrebbe arrivare, sta arrivando tra oggi e domani e poi si dovrebbe esaurire, come diceva lei, e parla anche però di locali grandinate e forti raffiche di vento. Sì, questo è collegato naturalmente al temporale. Le grandinate, questo calore che dicevamo noi, forte calore, è tutta energia che è associata all'umidità, ecco, si crea quasi, come dire, un involucro, una bolla che si solleva perché il caldo fa sollevare questa bolla, va verso l'alto, naturalmente voi sapete più si va verso l'alto più le temperature si abbassano. Questo vapore che è sospeso si solidifica, dà vita ai cristalli di ghiaccio. Poi è talmente forte il calore che questa bolla rimane sospesa a alte quote, quindi man mano più rimane sospesa e più il cristallo di ghiaccio cresce. Poi a un certo punto cresce talmente tanto che vince, come dire, l'ha vinta il peso del cristallo stesso, precipita, ed ecco quindi queste grandinate fortissime che sono sempre più forti. Ma perché sono più forti, più grandi? Perché più intense e più forti proprio nella dimensione del chicco? Perché il calore è sempre più forte, quindi come dire, l'elemento principale è sempre più alto, associato sempre all'umidità, che poi è quella necessaria naturalmente perché si formi il cristallo di ghiaccio. Quindi insomma, a parte queste 2 giornate che speriamo non siano così davvero intense, ma speriamo, insomma, la speranza che ci sia insomma un temporale ma non di intensità come abbiamo visto nei giorni scorsi, poi dovremo tornare insomma ad un'estate più mite, più tranquilla. Più umana diremo noi, no? Però ricordiamo insomma che l'instabilità, questa instabilità del tempo è una caratteristica degli ultimi anni che rientra nei cambiamenti climatici, quindi aspettiamoci comunque questi improvvisi temporali, questi accumuli di caldo. Ecco. Avremo una fase adesso di qualche giorno però di tranquillità tra virgolette, però ricordiamoci che l'anticiclone russo a media scadenza si rigonfia, come dire, riacquista forza e quindi dalle regioni meridionali, che non abbandonerà mai in modo particolare, si riporterà su di noi. Quindi poi passato qualche giorno si prevede, ma queste sono poi naturalmente previsioni da confermare, e ci riporteranno condizioni di caldo. È anche vero che siamo nel periodo di estate piena, di solleone, però insomma ci aspetteremo temperature un po' più sopportabili. Grazie davvero, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi. Grazie, buon lavoro. Noi invece ci colleghiamo perché ci hanno detto che è già pronto il nostro Christian Alboit, lo ricordiamo, l'omicidio di Margherita Ceschin, oggi interrogatorio di garanzia dove si sono avvalsi della facoltà di non rispondere 4 indagati. Oggi il nostro Christian Alboit ha incontrato anche il procuratore capo di Treviso, Marco Martani. Christian, buongiorno. Sì, buongiorno di nuovo Daniela, a te e a tutti i telespettatori anche da parte di Nicoletta Rizzetto. Allora, la conferenza stampa vera e propria del capo procuratore si terrà domani, quindi in questa fase si continua a indagare, si continuano a mettere in fila tutti gli elementi che sono stati raccolti fino ad ora e che si stanno raccogliendo. È un puzzle, è un mosaico in continua evoluzione. Allora, come hai detto te, come ci siamo detti nel primo collegamento, tutti si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Enzo Lorenzon non continua a dire di voler farla finita, quindi continua a parlare di suicidio, e appunto l'avvocata, l'avete sentito, ha chiesto una misura alternativa. Questa sera, probabilmente entro questa sera, entro le 17, entro le 17:30 ci saranno le decisioni conseguenti del GIP, che per quanto riguarda Treviso è il dottor Marco Biagetti, che questa mattina appunto è stato in carcere. Quindi probabilmente questa sera nell'edizione trevigiana dei nostri telegiornali riusciremo a dirvi se tutti resteranno in carcere, compreso Lorenzon, che al momento è quello che ha i problemi di salute, pare abbia questi problemi di salute maggiore legati anche all'età e a questo istinto suicidario.
Questo per quanto riguarda gli interrogatori di garanzia, ma come sai Daniela, come sapete a casa, si stanno cercando altre 3 persone, 2 esecutori materiali e una donna che ha fatto da intermediatrice. Vi posso dire in questo momento, è una notizia che ho verificato, c'è una pista spagnola. C'è una pista spagnola che porta a questi 2 soggetti esecutori materiali in Spagna, quindi sarebbero venuti dalla Spagna per colpire nella casa di Margherita Ceschini in via 28 aprile al civico 15 di Conegliano Veneto e poi sarebbero ritornati in Spagna, dove si troverebbero anche in questi giorni, in queste ore. Quindi è una notizia che vi posso dare con i condizionali del caso, ma è un'ipotesi sul tavolo e potrebbero esserci delle svolte a breve anche per quanto riguarda questo aspetto. Poi sul pericolo di fuga, diciamo che sabato mattina all'alba i carabinieri sono entrati in azione presso le varie abitazioni dei soggetti coinvolti perché c'era un evidente pericolo di fuga, soprattutto per uno dei dominicani coinvolti, ma questo pericolo di fuga riguarderebbe lo stesso Enzo Lorenzon. Tra l'altro proprio ieri sul Corriere della Sera c'era un articolo sulla Repubblica Dominicana come un'oasi per chi vuole, tra virgolette, farla franca, e quindi pare che il pericolo di fuga riguardasse lo stesso Lorenzon. Questo ha portato ad un'accelerazione dell'indagine, a una stretta su questi soggetti, e quindi in questa fase l'interesse degli inquirenti è arrivare in Spagna e ultimare il cerchio, chiudere questo cerchio perlomeno attorno alle persone interessate che hanno avuto un ruolo come mandanti, come intermediari, come esecutori materiali nel delitto della povera Margherita Ceschin. Quindi vedi che il puzzle, Daniela, si sta componendo. Un ultimo aspetto è quello relazionale, forse lo avete già sentito dall'avvocato, le figlie di Lorenzon che non vogliono parlare con il padre. Tra l'altro i rapporti erano esacerbati, c'era questa causa di separazione in corso, quindi io stesso parlo di ex marito, in realtà Enzo Lorenzon era ancora marito di Margherita Ceschin, la causa di separazione era in corso e i toni erano esacerbati. In passato c'erano state delle denunce reciproche, poi anche ritirate, ci sarebbe poi un decreto penale di condanna, insomma un clima molto teso, e questo a partire dal 2015-2017 soprattutto, e in ballo le proprietà immense di Lorenzon, che insomma ha nelle proprie disponibilità tanti campi nella zona di Negrisia, campi coltivati, aziende, cantine, la stessa locanda a Roma in pieno centro a Ponte di Piave, la villa annessa che per tanti anni ha ospitato la famiglia Lorenzon e poi di proprietà proprio della famiglia Lorenzon. Quindi i motivi economici alla base di un gesto tanto efferato, ma per l'appunto un quadro che va composto meticolosamente. Gli inquirenti trevigiani, i carabinieri coordinati dalla procura lo stanno facendo, quindi non è chiusa, non è finita qui assolutamente, e nelle prossime ore ci potrebbero essere delle svolte altrettanto clamorose. E poi appunto stasera nel corso dell'edizione trevigiana vi daremo anche gli aggiornamenti su quanto deciderà il GIP Biagetti, insomma al 99% se rimarranno in carcere o no, e questo ovviamente riguarda soprattutto Enzo Lorenzon. Per il momento con Nicoletta Rizzetto, cara Daniela, ti restituisco la linea. Grazie davvero a Cristian Arboi e Nicoletta Rizzetto. Come avete sentito potrebbero esserci delle novità, delle svolte a breve ulteriori su questo delitto che ha segnato l'intero territorio trevigiano. Dunque sentiremo. Però adesso noi ci spostiamo a Vicenza, perché il blitz dei Notav a Ponte Alto sabato 8 luglio gli attivisti avevano bloccato il traffico con una manifestazione
manifestazione improvvisa. La polizia in questo periodo ha portato avanti delle indagini per risalire ai responsabili della protesta non autorizzata. Per le ultime novità noi ci colleghiamo proprio in questura, dove per noi c'è Alberto Inghilleri con il questore Paolo Sartori. Carlo, buongiorno. Buongiorno a tutti i telespettatori da Vicenza. Ci troviamo nell'ufficio del questore, il dottor Paolo Sartori, che è qui con noi e che ringrazio perché è molto impegnato e molto occupato, però ci ha dedicato 5 minuti per raccontare gli ultimi sviluppi di quel fatto che risale all'8 luglio del 2023, quindi di quest'anno, quando circa 200 attivisti no TAV salirono e occuparono Ponte Alto. Noi avevamo documentato quell'episodio proprio con le immagini in presa diretta. Ebbene, da allora sono partite le indagini per identificare chi era sopra il ponte, circa 140 attivisti, e chi era invece rimasto sotto, circa 60 attivisti no TAV. Ricordiamo tra l'altro che occuparono il ponte bloccando il traffico con una manifestazione non autorizzata. Ebbene, da allora, come abbiamo detto, le indagini, signor Questore, sono andate avanti, e a oggi che cosa possiamo dire? La prima fase degli accertamenti della Digos ha consentito di individuare in maniera compiuta una ventina dei partecipanti, tra i partecipanti e gli organizzatori di questa manifestazione autorizzata, che è stata sciolta con la forza, e nei confronti di queste persone si è già provveduto a denunciarle all'autorità giudiziaria, alla Procura della Repubblica, per aver organizzato e partecipato a una manifestazione non autorizzata e per non aver ottemperato all'ordine di sgombero dato dal dirigente del servizio di ordine pubblico. Nei confronti di 6, fino a questo momento, nei confronti di 6 di questi partecipanti, essendo loro residenti fuori dal comune di Vicenza, ho dato disposizione di avviare la procedura per emettere nei loro confronti un foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno a Vicenza per i prossimi 3 anni. Quindi insomma un provvedimento importante, severo, certo che però adesso le indagini andranno avanti, anche perché molti attivisti no TAV non erano di Vicenza, perché in quell'occasione arrivarono un po' da tutto il Veneto. Sì, non solo dal Veneto, anche da altre parti del nord Italia. La Digos sta continuando gli accertamenti in collaborazione con gli uffici delle Digos delle altre questure, proprio per addivenire all'identificazione completa ed efficace di tutti quelli che hanno partecipato, per potermi consentire di adottare analoghe misure di prevenzione personale nei confronti di queste persone. Ecco, chiudiamo ricordando quello che disse anche all'epoca, cioè le manifestazioni sono assolutamente legittime, si può esprimere la propria opinione, però devono essere manifestazioni autorizzate. Questo cosa vuol dire? Comporta che prima bisogna chiedere l'autorizzazione all'autorità competente, quindi al questore. Sì, bisogna, chi vuole organizzare qualunque tipo di manifestazione deve notificarlo alla questura almeno 3 giorni prima, e poi il questore valuterà se autorizzarla così come è stata richiesta, se negarla oppure se autorizzarla con delle prescrizioni. Ma la strada per poter manifestare è quella di richiedere, di notificare alla questura l'intenzione di organizzare una manifestazione. Ecco, chiudiamo quindi ricordando quali sono le imputazioni, quindi questa ventina di attivisti che sono già stati riconosciuti, identificati, dovranno rispondere di cosa? Verranno denunciati per cosa? Sono stati denunciati, queste 20 persone sono state denunciate per aver organizzato e preso parte a una manifestazione non autorizzata e per non aver adempiuto all'ordine di sgombero quando il dirigente ha dato l'ordine di sgombero. Si sta valutando anche per altri partecipanti, si sta valutando anche l'ipotesi di sanzionarle per blocco stradale. Bene, io ringrazio il questore di Vicenza, che è molto impegnato, quindi lo lasciamo, e anche perché la sicurezza in città è nella provincia di Vicenza, è nelle sue mani, quindi la lasciamo, a un lavoro molto importante e prezioso. Io direi che da qui, da Vicenza, è tutto. Restituisco la linea allo studio. Grazie davvero a Carlo Inghilleri. Noi ci spostiamo ora da Vicenza a Bassano, perché c'è stato il via ad un censimento del verde in città, un CIP che è stato posizionato su 5.500 piante. Ce ne parla la nostra Vanessa Banzato. Vanessa, buongiorno.
Sì, buongiorno, mi trovo in Viale delle Fosse a Bassano del Grappa, sono assieme all'assessore Andrea Viero perché è partito il censimento di tutte le piante della città. Si tratta di una cosa come 5.500 esemplari che verranno monitorati grazie a un codice speciale. Assessore, ci vuole spiegare un po' in cosa consiste? Certo Vanessa, oggi sono qui con i tecnici dello studio Tovaglieri che iniziano proprio oggi le operazioni di censimento del verde. La prima fase prevede la borchiatura di tutti gli esemplari con un piccolo chiodino in acciaio inox ovviamente impiantato, conficcato nella parte della pianta per non ovviamente nuocere, anche per assecondare poi l'accrescimento della stessa. Ci sarà un piccolo, chiamiamolo pure chip di plastica con un codice QR che poi conterrà tutte le informazioni che riguardano appunto i nostri esemplari. Saranno operazioni che dureranno qualche settimana, ma i ragazzi qui sono in 3, sono tanti, corrono per la nostra città appunto per catalogare ogni esemplare. Ecco, servirà per capire, è vero, di che pianta stiamo parlando, ma soprattutto sarà uno strumento utilissimo proprio per voi del comune. Diciamo che era quasi incredibile che un comune come Bassano non potesse avere un piano di manutenzione preciso. Partendo appunto dal censimento del patrimonio verde che abbiamo, sarà possibile anche creare quello che è un database, ma soprattutto poi andare a creare quello che è il piano di manutenzione che servirà appunto per gli uffici per pianificare bene la manutenzione del nostro territorio. E allora attenzione perché l'assessore proprio andrà a piantare uno di questi chiodini con tanto di microchip, quindi seguiamo in diretta proprio questa... Diciamo che ho già fatto una prima prova con la pianta numero 1, grazie appunto ai ragazzi qui presenti. Adesso facciamo qualcosa, andiamo a fare la prova numero 2. E il 2 è andato. Vogliamo spiegare, vogliamo specificare che non c'è nessuna lesione alla pianta. Assolutamente, il chiodo è in acciaio, ovviamente sono anche chiodi che sono stati accuratamente puliti, sono inseriti nella parte morta della pianta con la possibilità appunto di assecondare la crescita dello stesso in maniera tale proprio da non arrecare danni. Quindi adesso piano piano vengono piantati tutti questi chiodi in tutte le piante di Bassano del Grappa. Quanto durerà questo lavoro? Qualche settimana appunto, sappiamo che insomma ci sono le ferie di agosto in mezzo, ma insomma lo studio Tovaglieri è super attivo e credo che nel giro di qualche settimana sarà tutto fatto. E allora per il momento da Viale delle Fosse è tutto, ricevo la linea allo studio. Grazie davvero, noi adesso ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, poi torniamo nuovamente in studio. Sempre in diretta vi presento gli ospiti che sono qui in studio e chi si è collegato invece con Skype. Dunque, intanto Antonella Tocchetto, Partito Democratico, buongiorno. Poi buongiorno a tutti. E Valentina Pillone, sindaco di San Biagio di Callalta, buongiorno. Buongiorno a tutti. Un excursus veloce sul maltempo, ne abbiamo già parlato, un'allerta meteo che è tornata, ma abbiamo sentito insomma la conta dei danni in tutti i comuni che sono stati colpiti dal maltempo, sindaco. Sì, purtroppo anche il nostro comune è stato interessato da questi fenomeni. Già questa mattina abbiamo avuto un primo tavolo di confronto con la regione, quindi con l'assessore Bottaccini e anche con l'ingegner Soppelsa, per capire quale potrebbe essere un'azione comune anche di forza che coinvolga tutti quanti i comuni proprio a livello governativo. Quindi si procederà appunto con una ricognizione dei danni in un primo momento sul patrimonio comunale, tenuto anche conto però di quelli che sono stati i danni ai privati, perché devo dire che sono state davvero numerosissime le segnalazioni che sono pervenute ai nostri uffici e quindi anche su questo noi cercheremo di farci portavoce per quanto possibile. È vero che c'è stato un grande lavoro da parte di tutte le forze, Polizia Locale, Vigili del Fuoco e Protezione Civile, quindi io mi sento davvero di ringraziarli e sperando insomma che questa situazione rientri nel più breve tempo possibile. C'è un po' di preoccupazione per le prossime ore? Purtroppo sì, perché devo dire che l'allerta meteo non è finita, anzi già il cielo fuori ci dà dei primi segnali. Noi ci auguriamo tutti insomma che sia una cosa temporanea e passeggera, però insomma siamo pronti a metterci di nuovo in campo, a mettere in campo tutte le forze affinché insomma si possa ripristinare il prima possibile la situazione nel caso appunto ci fossero nuovamente dei danni. Antonella Tocchetto, eccola qui.
Antonella, insomma, è entrata da poco in ferie, quindi magari non è stata coinvolta da questi fenomeni che sono stati davvero difficili, perché abbiamo visto che ci sono le carrozzerie che addirittura, insomma, non danno neanche più appuntamento perché sono talmente pieni di auto tra privati, aziende, ma non solo, anche gli agricoltori che sono in ginocchio. È una situazione che arriva proprio in un momento che già è complicato di suo, ecco. Sì, beh, io ero in vacanza in Sicilia e però guardavo con apprensione le cronache dei giornali e ho visto anche queste grandinate pazzesche. Devo dire che io ricordo anche quando ero piccola che comunque fenomeni del genere si presentavano, però la differenza, e quindi arrivo alla questione del cambiamento climatico, è che adesso sono molto più frequenti rispetto a una volta. Magari c'era la tromba d'aria e finiva lì, seppur faceva danni, ma adesso sono frequentissimi, sono non solo magari ad agosto, ma sono da giugno a settembre-ottobre, e soprattutto sono molto frequenti, molto forti, quasi a una tropicalizzazione del clima. Questo è un clima molto, come dire, dicono alcuni esperti, sudamericano. Ci dovremmo un po' abituare. Certo che il problema anche delle culture e ovviamente anche di quello che subiscono le case o le auto può essere veramente un problema molto serio, al quale bisognerà cominciare a capire come difendersi, perché questi fenomeni, come abbiamo visto, saranno sempre più presenti sicuramente. Ecco, io volevo accennare proprio ad un argomento che, insomma, a Treviso sta facendo discutere con Antonella Tocchetto, proprio un breve, insomma, passaggio su questo, che riguarda quello che sta accadendo in Piazza Borsa, con aggressioni, insulti, insomma una situazione a dir poco difficile. Allora, è una situazione molto difficile perché non è di adesso, ma è iniziata ancora anche quando governavamo noi, diciamo. Già nella giunta Manildo iniziava quel quadrilatero ad essere molto molto complicato. Ricordo che all'epoca la Lega e lo stesso Mario Conte un po' dicevano che noi eravamo incapaci a risolverlo. In realtà dimostra che anche loro non hanno le armi per farlo, perché il fenomeno delle baby gang, perché di questo si tratta, è molto molto complicato. È complicato perché è di gruppo, è complicato perché si danno forza nei social network, è complicato perché non è di facile gestione con la repressione. Noi presenteremo entro settembre una proposta anche di attivazione con operatori di strada per aiutare il fenomeno, per cercare di come dire, arginare il fenomeno, perché a questi ragazzi noi dobbiamo parlare, perché presi singolarmente sono innocui, presi a gruppi sono molto molto aggressivi e sono molto pericolosi, diciamo. Quindi io penso che fare solo un'azione di repressione non serva assolutamente a niente. Bisogna qui che ci sia un tavolo ampio, ma di tutte le forze, compreso i consiglieri comunali di qualsiasi colore, e che si possano sedere ad un tavolo per cercare di arginarlo anche con la prevenzione e, ripeto, con degli operatori di strada. Questo può essere una via, perché la repressione di per sé stessa abbiamo visto che non serve assolutamente niente. Scusate, ma no, ho avuto un calo di voce, non so perché. Niente. Sindaco, parliamo di baby gang, noi parlavamo della zona di Treviso, però in realtà è una problematica che riguarda tutti i comuni. L'abbiamo visto, insomma, anche qua nei dintorni, da Macerata, Carbonera, insomma, comuni limitrofi dove ci sono state anche aggressioni piuttosto gravi. Sì. Non è un fenomeno che non ha territorialità, nel senso che purtroppo, bisogna dirlo, che coinvolge tutti noi. Serve un cambiamento culturale, serve che davvero, come diceva prima il consigliere Tocchetto, ci si metta tutti intorno a un tavolo per avere un'azione coordinata, un'azione forte che coinvolga molteplici attori.
è sempre più difficile perché i tempi moderni ci portano ad avere sempre minor controllo purtroppo sulle nuove generazioni. Certo è che in questo senso noi come enti locali ci sentiamo assolutamente coinvolti, ci sentiamo in dovere di portare avanti dei progetti che coinvolgano in primis la scuola e anche le famiglie in questa azione coordinata. Ecco che già quest'estate sono partite anche una serie di iniziative che hanno cercato di aggregare questi ragazzi portando sul tavolo delle iniziative sociali, però è anche vero che poi chi partecipa a queste iniziative sono sempre un po' quelli che si distinguono dalla massa, diciamo così. Andare ad intercettare invece tutta quella fetta di ragazzi che purtroppo ha altri scopi è davvero un problema. I social network non aiutano sicuramente e anche l'allontanamento da quello che è un po' il mondo dello sport, di quello che è il mondo dei sani valori, anche questo non agevola sicuramente un percorso di crescita che segua dei sani valori. Ogni tanto bisogna un po' ripensare a tornare indietro, sempre però fermo restando che oggi la società viaggia a una velocità talmente tale che noi dobbiamo adeguarci anche ai tempi moderni. Quindi cosa dire? Io penso che anche in questo caso la polizia locale, noi diciamo sempre, faccia un servizio a favore di quella che è la socialità, nel senso che è vero la sicurezza e tutti questi fenomeni qui, però loro hanno sicuramente, assieme anche agli assistenti sociali, un'accortezza nel capire, nel cogliere quelle che sono le fragilità di tantissime famiglie, perché io penso anche che questi fenomeni avvengano perché a monte ci sia una situazione familiare, non sempre, non so e non voglio assolutamente giustificare, però ci sono veramente delle situazioni molto critiche, paradossali, che portano anche a questi repentini cambi d'umore, diciamo così, per non dire altro, da un momento all'altro, e poi vediamo perfettamente qual è l'epilogo in una situazione di apparente normalità e quindi davvero è ancora più difficile riuscire a intercettare tutto questo. Ecco, io volevo tornare su una cosa che aveva detto Antonella Tocchetto, che diceva questi fenomeni c'erano già quando eravamo noi al governo, quindi insomma e quindi non è una cosa di adesso, perché qualcuno dice ma può essere stato il Covid, sicuramente la situazione che è cambiata, però in realtà no, c'era già prima tutto questo. Parliamo di Piazza Borsa, ma lo possiamo anche ampliare, come dicevamo con il sindaco, un po' a tutte le zone. Sì, allora come dicevo prima, scusate se poi mi è venuto un attacco di tosse, come dicevo prima, cioè quella zona, parliamo per capirci, Piazza Borsa, via Fiumicelli, era già sotto attenzione perché lì comunque c'era un'area di spaccio che si spostava tra via Fiumicelli, via Roma, e anche noi avevamo avuto il sentore dei primi episodi. Certo che dopo la questione del Covid 2019 la situazione si è totalmente, come dire, ha continuato ad ampliarsi, fin tanto che poi quando i ragazzi hanno potuto uscire liberamente, quella è diventata una zona molto molto complicata. Devo dire che le famose maranze, cioè quando si vede su TikTok, io non ho certo l'età di TikTok, ma mi sono scaricata l'applicazione per monitorarlo. Anche per questioni lavorative, ve lo dico sinceramente, perché anche nell'ambito delle separazioni e i divorzi molto spesso TikTok è molto utile. E lì gli appuntamenti che si sono dati in questi periodi, soprattutto nell'ultimo anno e mezzo, che non è solo Treviso, va da Treviso a Padova, Roma, Vicenza, e sono veramente allarmanti perché urlano, si mettono d'accordo, si danno degli appuntamenti veri e propri. Ora, la soluzione della repressione è una soluzione che non sta portando effetti. Non è che se noi militarizziamo un posto risolleviamo la situazione, troviamo una soluzione, perché questi sicuramente si spostano. Ora, la questione della prevenzione è sicuramente una cosa lunga, ma deve andare di pari passo e deve iniziare il più presto possibile, perché se noi cominciamo ad attivare degli operatori di strada dove possono intervenire sia per quei ragazzi che sono più sbandati di altri perché magari hanno situazioni familiari molto difficili e magari molto gravi, ma si può trovare anche una forma di recupero con lavori socialmente utili, ad esempio, oppure anche con l'aiuto proprio di operatori che riescano a parlare con loro, gli aiutino, psicologi, psichiatri, cioè tutte queste persone che possono in qualche modo cercare di intanto disgregare il gruppo, perché qual è la forza di queste persone qua? È il gruppo. Anch'io, se transito di sera in quella zona lì e vedo un gruppo di ragazzi, mi allarmo perché il gruppo fa la forza.
e la forza non la puoi reprimere solamente con le forze dell'ordine, ma devi proprio disgregarli. Ecco, lì bisogna fare un pari passo, un passaggio proprio di aiuto sociale. Ecco perché il Partito Democratico di Treviso sta elaborando un progetto che a breve presenteremo. Non ce la facciamo al prossimo Consiglio Comunale, che è giovedì prossimo, ma sicuramente per settembre verrà elaborato e depositato come proposta di discussione anche consigliare. Lo hanno detto anche i miei colleghi consiglieri da Lavazza a Pelloni, in questi giorni qua sono intervenuti sui giornali e l'hanno detto chiaramente, cioè bisogna veramente fare un passaggio di coordinamento tra vari soggetti che possano aiutare i ragazzi a capire che l'aggressività post-adolescenziale o adolescenziale non deve essere così, come dire, non deve esplicarsi in questo modo qui, ma la loro forza giovanile può essere invece molto positiva se viene indirizzata in altre cose, come diceva anche il sindaco, lo sport o anche proprio attività sociali che possono essere molto utili proprio per i ragazzi, perché non aiutarli su questo, che può essere una crescita personale per loro molto importante e li può aiutare nella vita. Ed è quello che un po' dicevamo con il sindaco, insomma, coinvolgerli in attività per indirizzare, insomma, insomma, la volontà anche di fare qualcosa e non poi di aggregarsi per dare una prospettiva, un obiettivo diverso, farli sentire importanti per un altro modo, con altri obiettivi ovviamente. E io vorrei però parlare con il sindaco e con Antonella. Non abbiamo tantissimo tempo, ma vorrei insomma un accenno perché è venuta fuori notizia questa mattina della Seconda Veneta che ha deciso insomma per il suicidio assistito. Una persona è una donna trevigiana, una malata oncologica che insomma per la prima volta ha ricevuto i farmaci dalla ASL e insomma ha fatto una scelta. È ovviamente un argomento molto delicato perché va rispettato assolutamente il diritto, a mio parere, insomma, di scelta e va anzi dato, insomma, va aiutata la famiglia della signora che ha fatto questa scelta. Proprio brevemente un commento su questo, che mi rendo conto essere comunque un argomento molto delicato. Sì, è un argomento che tocca veramente tantissime sensibilità e ognuno poi la vive, la interpreta a modo proprio. Credo che la libertà sia un diritto fondamentale da tutelare e da preservare e quindi da questo voglio partire. Nessuno credo possa capire come ci si trovi in quelle situazioni lì e cosa spinge ad arrivare ad una scelta tale, una scelta che non solo coinvolge la persona interessata ma coinvolge anche tutta una serie di familiari, di persone che condividono la vita e quindi io davvero non mi sento solamente di rispettare chi arriva a compiere queste determinate scelte e credo ad un certo punto che sia anche giusto che ci sia questa possibilità, fermo restando determinati paletti legislativi che già oggi insomma ci sono a salvaguardia di tutti. Antonella? Sì, allora è un argomento non solo delicato ma anche molto divisivo. Io, come dire, a me piacerebbe che ci fosse anche un percorso legislativo serio per poter in qualche modo permettere alle persone che vogliono fare una scelta di vita propria e quindi anche scegliere di avere la possibilità di morire se hanno delle patologie così gravi come nel caso di questa signora e farlo con grande attenzione e con grande serenità. Io ritengo che il passaggio che ha fatto la scrittrice Murgia nelle settimane scorse con una lunga lettera nei quotidiani nella quale ha comunque sdoganato il senso della morte, perché noi abbiamo un po' paura di parlare della morte, ma invece dovremmo capire e avere la capacità di affrontarla. Quando sei a uno stadio di una malattia ormai irreversibile, la Murgia lo ha descritto molto bene nel suo intervento, bisogna anche dare la possibilità alle persone di poter fare un percorso di avviamento alla fine della propria vita che sia il meno doloroso possibile. Quindi sono situazioni talmente tanto delicate che vanno non solo rispettate, ma chi lo vuole fare non deve avere poi
coloro che aiutano questo percorso, queste persone non possono poi avere dei problemi giudiziari, ma devono avere invece la possibilità di farlo con grande serenità, con una scelta consapevole. Noi abbiamo visto, c'era stato anche un caso precedente, mi pare a Padova, che queste persone lo fanno con una grande maturità e con una grande attenzione, proprio perché capiscono che ormai il loro percorso di vita è arrivato alla fine, al capolinea, e lo vogliono fare con la massima serenità. Quindi io ho grandissimo rispetto, ma vorrei anche che non ci fossero troppi prese di posizioni politiche che spesso in questo caso qui vengono fuori e sono a volte dannose, perché bisogna veramente rispettare il percorso che ognuno di noi fa e avere anche grande consapevolezza che quelle persone che decidono di porre fine alla loro vita lo fanno non certo con a cuor sereno, ma lo fanno perché ormai si rendono conto che è irreversibile la loro situazione di salute. Quindi grandissimo rispetto, ma anche mi auguro, ecco il messaggio che vorrei dire, che non ci siano troppi ostacoli politici per prese di posizione, perché in questi argomenti qua le prese di posizione sono solo dannose. È d'accordo, Sindaco? Sì, dobbiamo andare oltre per cercare insomma di tutelare, come si diceva prima, e avviare quei percorsi che vanno a legittimare queste scelte. Questi sono i primi passi, possiamo chiamarli così, di una normativa che dovrebbe, come diceva anche Antonella Tocchetto, dovrebbe poi facilitare chi ovviamente arriva a prendere questo tipo di decisioni e che voglio dire, ha delle patologie che sono irreversibili. Assolutamente ecco, chiariamo insomma questa cosa, perché poi magari una persona non... No, assolutamente sì, anche perché finché diciamo così un po' non si concretizzano queste cose se ne parla sempre tanto, però oggi che insomma viviamo tutti questo secondo caso, questo ci porta ancora di più ad una maggiore riflessione, ad un maggiore intervento da parte di tutte le istituzioni, affinché si sentano tutelati, ma anche ci tuteliamo tutti quanti noi, insomma, affinché non siano decisioni prese a cuor leggero, ma solamente a determinate condizioni. E anche credo che chi arrivi a prendere queste scelte non debba sentirsi poi giudicato, quindi insomma credo che sia un lavoro di insieme da fare. Io ringrazio, perché siamo arrivati alla fine, Antonella Tocchetto per essere stata con noi, speriamo di averla qua nei prossimi giorni. Ringrazio il sindaco di San Biagio, Valentina Pillon, che ci ha raggiunto. Vi ricordo che questa sera ci sarà la nostra trasmissione, prima serata al Ring. Vi ricordo gli ospiti, che è Mario Conte, sindaco di Treviso, Pietrangelo Pettenò, Sinistra Veneta, Giuseppe Montuori, Fratelli d'Italia, e Anna Maria Bigon del Partito Democratico. E poi vi ricordo che ci sarà il meteo fra pochi minuti. Poi ci sarà alle 13 il film Un dollaro d'onore con John Wayne, Angie Dickinson e Dean Martin. Dunque non perdetevi il film, come vi ho detto, il film Un dollaro d'onore. Subito dopo il meteo, la pubblicità, poi il film. Vi do appuntamento ovviamente per la prima edizione a domani. Grazie, arrivederci. Di Dominio SRL offre a imprese e privati consulenze nel recupero immobili pignorati, risanamento dei debiti e riorganizzazione aziendale. Chiamaci per un appuntamento gratuito. Bentrovati al meteo. La nuova settimana esordirà con la recrudescenza del caldo. L'alta pressione africana si rafforzerà ulteriormente. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto la giornata di lunedì 24 luglio sarà soleggiata. In montagna spazi di sereno alternati ad annuvolamenti che potranno dar luogo ad alcune piogge, possibili poi fin verso le pianure limitrofe. Temperature di indiscreto aumento, minime tra 18 e 24 gradi, massime con punte di 35 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso tanto sole, cielo sereno. Sulla zona montana isolati rovesci o temporali sparsi di pomeriggio, in locale estensione alle aree circostanti. Temperature minime tra 19 e 23 gradi, massime sui 31-33 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sarà soleggiato ma con l'aumento della probabilità di qualche temporale pomeridiano. Temperature minime intorno a 16-18 gradi, massime sui 32-34 gradi.
Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Di Dominio SRL offre a imprese e privati consulenze nel recupero immobili pignorati, risanamento dei debiti e riorganizzazione aziendale. Chiamaci per un appuntamento gratuito.